Il grande malato bassanese sempre più malato e sofferente, in attesa che il TAR del Veneto si pronunci, in attesa che venga stabilito chi dovrà eseguire i lavori sul Ponte Vecchio, le cui condizioni si aggravano di giorno in giorno, interviene il titolare della Vardanega di Possagno, ditta, lo ricordiamo, che ha vinto la gara d'appalto per i lavori di restauro, poi estromessa per vizi. Ci sono tante cose che devono fare i giudici, hanno tante sentenze, non possiamo pretendere che ci rispondano in 20 giorni. Dopotutto il Comune di Bassano per escludermi ci ha messo oltre 2 mesi, perciò dobbiamo anche accettare questi tempi, tutto qui. Se il TAR dovesse darci ragione a noi, i lavori possono partire abbastanza rapidamente, in quanto penso che sia la situazione definitiva a questo punto, in quanto il Consiglio di Stato in merito, con la sospensiva che ha dato, è entrato appunto in merito e ha dato un giudizio che è attualmente favorevole a noi, tanto è vero che ha sospeso di fatto i lavori. Certo è che in ogni caso, vada come vada, rimetterci è sempre e solo il ponte per troppa burocrazia o per troppa superficialità, e intanto, per rispettare questi benedetti tempi della giustizia, che dire eterni è un eufemismo, si aspetta con il fiato sospeso che una Brentana dia il colpo mortale al monumento simbolo della nostra città, e non è per fare gli uccelli del malaugurio, ma forse proprio i giudici non hanno capito la gravità della situazione o fanno orecchie da mercante, è più facile. E ancora una volta il nostro territorio viene messo in ginocchio. Nelle aule di tribunale, nelle stesse aule dove i magistrati dovranno dare la loro sentenza, si legge: la legge è uguale per tutti, a parte Bassano.